frazioni, quindi chiediamo ai candidati cosa intendono fare per migliorare la viabilità al di fuori del centro storico, soprattutto riguardo il rapporto tra centro e frazioni. Grazie. Comincia. In cultura urbana bisogna che noi abbiamo sempre presente qual è la localizzazione di Portogruaro e quali sono i problemi che non competono al comune di Portogruaro e che comunque devono essere risolti. Noi abbiamo un centro nodale viario e ferroviario molto importante, la 4 e adesso la 28, il problema del corridoio 5, della metropolitana, la grande capacità, la grande velocità. Abbiamo una serie di strade, tenete conto che Viale Pordenone ha 3 proprietà, il tratto che va dalla rotonda di San Nicolò fino all'autostrada. Quindi bisogna che noi mettiamo in rete tutti gli enti che hanno competenza. Quando parliamo di piste ciclabili di Lugugnana parliamo di strade provinciali, ovviamente. Quando parliamo invece del collegamento tra Somaga e Portogruaro parliamo di strada comunale e di competenza comunale e nel bilancio è previsto anche questo collegamento. Quando parliamo di collegamento Portovecchio-Portogruaro parliamo di strade comunali e non di strade provinciali né ANAS. Quindi quando vogliamo affrontare, noi abbiamo cercato nel passato di affrontarle attraverso il piano urbano del traffico che è stato già approvato dal Consiglio Comunale. Dentro a tutto questo progetto ci sono le piste ciclabili che sono state dette e condivido che bisogna in modo particolare Somaga-Portogruaro, la Portovecchio-Portogruaro e il collegamento da Lugugnana che attraverso Fossalta passa attraverso via Villanova, va dentro via Zanella e via Pirandello, si collega via San Giacomo e arriva in viale Trieste. Quindi c'è un sistema di collegamento, così pure il rapporto col Comune di Concordia, c'è il collegamento delle 2 provinciali, quella di via San Giacomo e quella di Concordia, che farà diventare via De Gasperi ciclopedonale perché a fianco verrà costruita dalla provincia un'altra strada di collegamento. Quindi noi crediamo che oggi, così come abbiamo interesse sull'ambiente e sulla sanità, dobbiamo avere coerenza anche attraverso l'uso dei mezzi. I mezzi devono essere usati sempre di meno, solo quando servono, e quindi c'è bisogno veramente di ripensare, se è necessario, un modo diverso di mobilità. Attraverso anche che cosa? Noi avevamo per esempio previsto le isole ambientali, cioè salvaguardare i quartieri di Viale della zona dei Frati, della zona di via Sardegna, via Liguria, di via Aldomoro e quella legata alla zona Ronchi, dove sostanzialmente vanno organizzati questi quartieri per impedire che ci sia un traffico parassitario e che ci sia traffico che vada a creare non solo disagi ambientali ma anche di sicurezza ai cittadini. Quindi bisogna che troviamo una soluzione con gli altri enti per fare in modo che si possa vivere meglio e si possa usare sempre meno la macchina.